Veneto come Napoli se non verranno presto aperti nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti, l'allarme lanciato dall'ARPAV. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. Nuovi termovalorizzatori perché il Veneto non si trasformi nella nuova Campania. È l'appello lanciato dal direttore generale dell'ARPA Veneto. Le nostre discariche, afferma Andrea Drago, sono al limite della saturazione. Vediamo il nostro servizio di apertura. La Marca e il Veneto come Napoli. È l'allarme lanciato dall'ARPAF questa mattina a Treviso se non verranno presto aperti nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti. Secondo il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, infatti, servono nuovi termovalorizzatori, strumenti ideali vista la predisposizione dei trevigiani alla raccolta differenziata. Dobbiamo assolutamente impostare la realizzazione nel Veneto di altri termovalorizzatori e di altre discariche. Su questo non c'è scampo. Le discariche sarebbero ormai sature e una volta raggiunto il limite l'unica opzione sarebbe spedire i rifiuti all'estero, gravando sulle tasche dei cittadini. Se dovesse capitare, avvenire, come può succedere, che una discarica vada in crisi per un motivo qualsiasi o che venga sequestrata per motivi di carattere giudiziario o altro, o che un termovalorizzatore si blocchi, non avremo più la possibilità di smaltire i rifiuti perché siamo già al limite. Dall'incontro anche valutazioni sullo stato ambientale della Marca, sotto monitoraggio costante inquinamento dell'aria e cave. Grande attenzione sul versante contaminazione delle acque sotterranee in alcune zone a nord di Treviso, sulle quali l'ARPAF denota. Una scarsa qualità, diciamo, per alcuni tratti delle nostre acque sotterranee, ma proprio perché l'acqua sotterranea traccia la memoria di contaminazioni anche passate, dovremmo investigare di più. Una bonifica in tal senso procede nella zona di Castrette a Villorba. Bonifica che sta durando da anni e che sta dando anche risultati, voglio dire, però è un'attività che va monitorata. Vi ricordiamo quindi le nostre rubriche, cui siete naturalmente chiamati a partecipare. Degusto per mandare in onda le vostre ricette, potete scrivere a degusto@reteveneta.it. La rubrica Lettere al direttore con le vostre lamentele sui disservizi delle città o degli enti a luigi.bacialli@reteveneta.it. E ancora Buona Notizia fa notizia a redazione @reteveneta.it. E poi naturalmente gli SMS, come già ricordato, al 340 3218 798. Per questa sera è davvero tutto dalla redazione di TG Treviso, una buona serata. Arrivederci.